Eccoci qua. Abbiamo aspettato che smettesse di piovere, un vento fastidiosissimo è rimasto ma si sta aprendo, sono le 5:30, vento 15 km/h alle spalle, per fortuna un'acqua veramente torbidissima. Ci troviamo alla foce del fiume Entella che sta scaricando là qualsiasi, ha piovuto tutta la giornata in maniera torrenziale e adesso poi vi farò vedere, sta scaricando qualsiasi cosa. Mi sono messo un po' defilato per cercare di deviare il più possibile i detriti che sta portando in mare. Incrociamo le dita e si parte. Le condizioni mi sembrano buone, l'acqua è torbidissima, spero che non ci sia tantissima alga da dover sbaraccare tutto e andarmene. Ci proviamo, amici. Questa battuta di quest'oggi, Fishing Garage ci ha fornito di bibi di coffa, meravigliosi come sempre, americani e qualche coreana. Inizieremo con mettere giù due baby boni 0,30 o 0,32, vediamo un attimo, oggi è veramente sporchissimo, quindi i pesci non faranno i timidi e ci proviamo, amici. Ha piovuto veramente tutto il giorno, si è aperto, mi sembra molto buono. Adesso vedrò come tenere le canne. Guardate un attimino cosa sta scaricando l'Entella, tronchi interi per non farci mancare niente. L'acqua mi sembra quella bella per cercare la regina, quella che piace a me, dagli occhi rossi, la signorina Ombrina. L'ho fatto vedere tante volte, 128 centigradi bassi, mi piacciono tantissimo, 1 fratto 0, 0,30, scorrere in modo tale da non far perdere il liquido. Parto con uno 0,30 fluorocarbon, vediamo un attimo se resiste, se non si sale. Oggi l'acqua è torbida, ci permette di fare un po' quello che vogliamo senza paura. Eccoci qua, quasi le 6, siamo partiti, canne basse per il momento, c'è ancora troppo vento per alzarle, tanto il mare non è particolarmente alto, ci permette di pescare con le canne basse, sempre contro vento. Sono partito con 2 canne perché non so ancora quanto sporco ci sarà sotto, quindi preferisco aspettare un attimino per la terza. Come vediamo l'Entella sta scaricando veramente tantissimo, siamo un po' distanti da lì ma non troppo, quindi aspetterò di controllare le mie esche per valutare una terza canna. Temporale questa mattina e adesso il sole. Fine settembre pazzerello come sempre, sono da solo completamente. Eccoci qua, ne approfitto delle ultime luci, canne alle spalle, per salutarvi. Siete in tantissimi, continuate a seguire ed iscrivervi al canale Surfcasting GBT Liguria perché, come vedete, le avventure non finiscono mai. Sta per ripartire la scoperta del Levante e del Ponente Ligure.
accetto consigli sui piccoli borghi da visitare, perché anch'io in primis andrò a visitarli per la prima volta, tanti di questi, quindi cerco consigli per i nuovi spot da farvi vedere a casa. Vi saluto tutti quanti e vi ringrazio per continuare a seguire il canale e vediamo un po' come va questa sera. Condizioni particolari, adesso primi mezz'ora, 40 minuti controllerò i terminali, vediamo un po' che succede. Piccolo check effettuato, fortunatamente non c'è tantissima alga, anzi ho trovato veramente pochissimo. Ho trovato invece i miei bibi mangiucchiati, quindi li ho cambiati, rinnescati sempre 0,30, 1/0 e rilanciati. Adesso mi sono avvicinato un po' di più a destra con quella di destra, sempre centrale con questa, e ne tirerò fuori una terza. Adesso vediamo un po' che esca, andrò a preparare. Sole, siamo alle sgoccioli e siamo quasi pronti per la notte. Allora, per la terza canna e soprattutto per chi mi segue da un po', un innesco a Marcor, base di americano e 3 coreane per creare un bel innesco bello corpulento, succoso e che soprattutto si veda con un'acqua che oggi è particolarmente torbida. Eccolo qua, finito il nostro innesco, una base più solida degli americani, 3 coreane, farà movimento, tanto liquido e si parte. Uno 0,28 fluorocarbon, scendiamo un attimo a Model 6. Arrivano le 8, arriva anche il buio. Proviamo a mettere una canna con il trancio, il cefaletto flotterato, per vedere se c'è qualche predatore nei paraggi, e le altre due le lascio con i vermi. Proviamo un attimo a fare un cambio tecnico per quanto riguarda i vermi. Due belli americani pronti partenza, sempre 0,30, c'è tanta corrente. Per la corrente cambierò i miei tommy con dei piombi a palla che sono sicuramente più resistenti, senza finire su uno spike che con questo mare è eccessivo. Già un piombo a palla ci permetterà di rimanere un attimino più in pesca senza problemi. Adesso proviamo due americani. 8:30, quindi eccoci ripartiti. Due americani, 0,30 fluorocarbon, laggiù in fondo il nostro trancio di cefalo flotterato più distante perché in caso dovesse partire un serra e fare il suo solito casino è abbastanza distante per non prendere magari queste due. Distante perché per permetterci di lanciare comunque con comodità la canna di mezzo senza prenderci la canna col trancio, e comunque siamo un po' più larghi per facilitarci un attimino un'azione di pesca un po' più tranquilla. Tanta corrente, ho dovuto sostituire tutti i piombi con delle palle, non sono andato sullo spike e vediamo un attimino come va questa mezz'oretta. Spiombatina classica mangiata da Ombrina, una signorina che stavamo aspettando, purtroppo piccolina. Adesso la lamiamo e la ributtiamo in mare. Mi raccomando, questi pesci
Restituiamoli al mare, amici. Allora, abbiamo visto come con l'acqua sporca le ombrine al buio arrivano. Purtroppo una taglia veramente piccolina, quindi mi raccomando, non facciamo le solite stragi inutili di pesci di 2,5 etti, perché non servono proprio a niente. Non è che se ne prendete 10, ne avete presa una grande, ributtiamole, perché sono pesci veramente che arrivano a delle dimensioni gigantesche. Se ne vedono pochissime, perché tra reti e stupidini che le prendono così piccine, e il fatto che già non è un pesce tantissimo presente, ma arrivano a delle dimensioni veramente importanti, quindi mi raccomando, rilasciamole. Adesso, visto che il nostro recupero dell'ombrina non ha visto segnali neanche di serra, ritorniamo un po' sul bibone, torniamo a fare un po' di volume. Bibone americano lo riavvolgiamo con 3 coreane per fare un po' di movimento. Questo le prossime esche tolgo il trancio, metto laggiù in fondo il mio bibone, quindi avrò un bibone, un americano con la corea e probabilmente un americano normale. Secondo giro, una mormora che non ha saputo resistere al nostro americano, anche questa la slamiamo e la ributtiamo. Abbiamo fatto un tentativo con delle esche un po' più sottili, tra virgolette. Adesso torniamo un po' con i nostri biboni, che è meglio. Facciamo un po' di selezione e se accidentalmente non ci dovesse dare niente, abbiamo provato un pochettino. Abbiamo visto che sotto i pesci ci sono, mormore, ombrinette, però vogliamo qualcosina di più. Per provare qualcosina di più bisogna fare uno sforzo in più, che vuol dire a volte andare incontro al cappotto, ma ci si prova. Uno stranissimo recupero, sembrava il pesce della vita, invece è questo saraghetto che si è impiccato da solo e faceva un attrito pazzesco. Adesso lo slamiamo e ributtiamo anche questo. Tempo di ordinare un paio di cose. Ho visto dei sussulti sul bibone di sinistra, vengo dal bibone, mangiano su quella in mezzo, quindi appena fa buio qua la situazione si anima. Abbiamo delle esche importanti, quindi i pesciolini cercheranno sicuramente di rovinarcele. Teniamo sotto controllo la situazione. La situazione si sta animando, anche il secondo bibi è partito, una bella sfrizionata. L'ho recuperato fino a metà, poi si è mollato. Peccato, questo qua era forse veramente uno dei primi pesci belli della serata. Ecco, qua è un piccolo trucco quando troviamo dei bibi che iniziano a partire. Col filo elastico chiudiamo le parti esterne e richiudiamo il liquido in maniera centrale, come una caramellina. Questo ci permette di comunque lanciare un'esca che è sempre un po' migliore di un bibi tutto floscio. Mi sembrava un po' troppo lungo questo americano, un simpatico tiagallo ha giustamente rovinato la nostra esca. Adesso lo slamiamo e lo ributtiamo in mare. Ormai passate le 10, tantissimi tentativi, tanta biodiversità abbiamo visto, anche se con esche particolarmente selettive. Una pescata tutto sommato divertente. Mi aspettavo forse qualcosina in più da un mare così. Devo aver perso qualcosina di particolarmente carino prima col bibone. Adesso gli ultimi lanci: bibone di coffa americano con 3 coree e un bibone di coffa anche laggiù in fondo, quindi ore 10 ci facciamo l'ultima parte di pescata e poi si torna a casa. Eccoci qua, sono le 10:30, una battuta che non la prolunghiamo troppo perché domani si lavora. Una foce dell'entella sempre
super divertente, avevamo delle esche molto selettive, ma abbiamo visto come la biodiversità sia sempre presente in questo spot, tantissimi predatori. Io vi consiglio comunque di provare anche diverse tecniche, spinning, pesca col vivo, perché è uno spot sicuramente molto molto interessante. Ne approfitto questa sera per salutare alcune persone, una tra tutti è Marco, che è venuto a salutarmi e a passare un po' di tempo insieme a me quest'oggi, che lo ringrazio e lo saluto. I ragazzi del gruppo di Zela, che veramente è un grandissimo pescatore, un grandissimo amico, è veramente super simpatico. Andate a cercarlo su YouTube, perché oltre ad essere un gran pescatore è veramente super simpatico. E in questo gruppo c'è anche il bambino di un signore, un ragazzo, il piccolo Christian, che saluto. Ciao Christian, grazie per i messaggi e per il saluto. Te lo ricambio qua, spero che ti arrivi. E che dire amici, continuate ad andare a vedere cosa pubblica sempre Fishing Garage, perché tutte le settimane porta sulle esche dalla Toscana, quindi troviamo super esche a disposizione per tutti anche in Liguria. Io, che dire amici, come vi dico sempre, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, perché le avventure non finiscono mai.